dia a tutti e benvenuti al telegiornale di THB. Un nuovo appuntamento con noi sinceramente e curiosità di Ferragni Talmon con Francesco Toppi E Giovanni Di Lorenzo. Oltre che subito con un argomento molto importante. UE è la giornata mondiale qui il rintulamento sulle chiarre. Anche se il professore sa continuamente guardare i studenti, sono anche masse e incidenti causati dal rintulamento. E che la settimana B è inaccettabile per il 2023. Ho voluto attaccare il telegiornale con un video che ha il vuole di sensibilizzare gli occhi sul tema. Anina Biodi. Ogni dì centenars di students si rinduglin sulla chiadre. Ogni settimana migliaia di professori dicono che una volta un loro studente è morto perché si rindulava. Ma è tutto inutile. Ogni mese milioni di studenti di tutto il mondo muoiono rindulandosi sulle chiedre. Tendute se quattro le gambe spartiere. Proteggi la tua vita, sta fermo con che chiedre. Mi raccomando, fantastico, non si scherza con queste robe. Le vite io ne sono. Ma niente danno. Bruttissimi episodi di croniche nere temenze di Ferragni. Un studente si è scappato in che mangiava un bel piatto di pedone di mare. Per capire ciò che è succeduto ci colleghiamo con Marco Ceseno che è su questo. Buongiorno Ducchio, ossia in diretta da Mense delle scuole medie di Feagne, dove che una studentessa, Marwa Cauti, si è schiaffata malamente. I vinco non so amici, Gigio al Gigi. Buongiorno. Gigio, ma c'è succeduto? Vi hai detto che vedo di Massimo oggi senza scuse, però è veramente un testato e chiaro che conosce finché l'ha fatto. Ma tu eri tu con ieri quando è succeduto? Sì, sto mangiando e mi sono girato per domandare i formati. Però dopo l'ho chiamato con il chiapto platto. I formali tra i pedoni di mare. Ma hai sentito anche tu che sto rumore? Sì, ma non sta preoccupate, siccome è gli scavadori di fuori. No, vedi qui l'onghie. Ma sta ronzeando. Mi sa di sì. Ah, la signora dormia, niente. Sì, Ani. Mandi a Ducchio. Beh, lascialo dormire, mi sa che ha bisogno di posare. Oggi di chiedi. Hanno interventi più servizi. La nostra giornalista di Ponte, allora Buttor, ha fatto un altro colpo dai soli. Dopo lungo appostamento gli è arrivata a chiedere un'intervista con famosissimi Om Neri, che come sicuramente lo sapete, gli ha insegnato di realizzare i frutti di tutto il mondo. A me mi ha fatto diventare matto paradis. Non sa, linee servizi. Buongiorno a tutti, venite con me. Non aspetto un'intervista per da buon impossibile. Ma sei un mate, mi asfalti va ancora. Isa, lui non neri? Sì, ma tu per me tu. O sono Aurora Butolo di THB, posso intervistare? No, lasciami in paz per piacere. Per piacere, dopo un minuto. E va bene, ma non un minuto, che ho premure. Madi, ho vorrei sapere perché l'attaccata fa pure i frus. Quando eri piccolo non eri proprio bellissimo. E allora i miei compagni sono che volevi al culo e allora è attaccata a spaventare i frus e quando le mamme mi chiamano io arrivi. Isa è una storia per da buon tragica, mi spiace. Ah, tranquille, oramai ho capato gusto a spaventare i frutti. Ma c'è fase per spaventare io? Allora, grazie per la domanda. Io sbaglio i tiri pisi, i tiri chiavei, i sai tra armari e... L'intervista ieri sera è in linea allo studio. Oddio. Bene, sono rimasto quasi alle file del telegiornale. Per concludere, Fevelino è un argomento che ha interesse sempitante ai giovani. Un lavoro. Su internet è pieno di tutorial che spiegano ai studenti come conquistare il cuore delle loro innamorate. O delle loro innamorate. Noi del telegiornale THB invece mi insegni ciò che non bisogna fare
quando si enamorasse. Ascoltai bem mestres conselhos, a poderesse salvar a vostra reputação. Tu sei innamorato? Tu hai voglia di declarati, ma tu hai spore di rovina tutto? Tranquillo, eccoci in crobis di no fa per declarare il tuo amore. Yeah. 1. Rompi le glace alle fondamentali. Ma non sta bene, ma sta premura. 2. Attirare l'attenzione alle importanti. Ma sono dei limiti. Anche mancul fantap, anche mancul. 3. Il contatto fisico è bellissimo, ma non sta diventata cadice. 4. Un regalo fa sempre piacere, ma dipende dal regalo. 5. Va bene essere romantico, Bambola, col fisico perfetto ma occhio, ma se zucchero fa male. Seguissi i nostri consigli e buone fortune. Bene, anche per voi il giornale è finito. Grazie per noi seguisti di Giovanni Di Lorenzo E di Francesco Totti. si vede in domani, scanse sole e visarsi. Proteggete le vostre vite, stes ferm con chiesti adres. Mandi.